Il tema è sicuramente delicato Molto e delicato. anche quindi complesso perché c'è un Dite presupposto. la vostra, quello che Sì, volete, sì, quello che sì, ritenete, perché c'è sicuramente non un lasciatevi dato, coinvolgere c'è dal un dato mio... di conoscenza scientifica che nessuno può ignorare, perché qualsiasi considerazione non può derogare dalla conoscenza almeno di quello che hanno detto gli esperti, ed esperti qualificati ne abbiamo sentiti tanti. Però ad oggi è il penultimo giorno di febbraio, la cosa che è emersa con evidenza, ed è quella sulla quale io credo dobbiamo concentrarci tutti anche per stimolare chi ha il dovere di assumere ulteriori decisioni, è quella dell'errore o della improprietà, della distorsione della comunicazione. Faccio solo due esempi. Prima ci si è preoccupati, il comune di Voi isolato, zona rossa, e non credo sia la soluzione migliore perché si poteva intervenire sui soggetti che erano contagiati o contagiosi e si poteva collocarli altrove. È bloccato interamente una comunità. E oggi protestavano, dice nessuno, neanche il governatore è venuto a trovarci, dateci la nostra libertà, siamo sani. Però già fatto di vedere una comunità isolata con polizia, carabinieri, autorità che li blocca, dà all'esterno, anche per chi fa la comunicazione, un'immagine negativa. Ma poi voglio fare un esempio. I due governatori di Veneto e Lombardia, era necessario che il presidente della Lombardia si presentasse con la mascherina perché una sua segretaria è stata contagiata? Ma si rendono conto che cosa Terribile, vuol dire come percezione all'esterno questa immagine? È una terribile. follia, è una follia. La Metti- seconda, chiedo scusa, Considerando, mi scusi, che le mascherine hanno detto che non servono non a era niente, idonea, esatto. quindi non so cosa servisse. Poi la seconda, non l'ho attentamente verificata, ma pare che anche Zai abbia dichiarato che i cinesi sono avvezzi a mangiare topi. Sì. Ma come? E anche stai male. Noi, Venezia proprio, il Veneto, No, un con Marco governatore Polo, non può dire con queste Marco cose. Polo, il primo approdo lontano dei commerci è proprio con la Cina. Noi con la Cina dovremmo avere un rapporto privilegiato e privilegiante. Oggi, volenti o nolenti, il cinese è la lingua più parlata, il loro mercato è quello che condiziona la nostra vita, sia come importazione sia come produzione. Come si può fare uno scivolone come questo? Quindi, chiudendo questa prima fase, la comunicazione, bisogna investire sulla comunicazione, non sospendere le bollette a luce, acqua e gas per un mese, due. Mi vergogno a sentire queste cose qua. Dovete investire milioni e milioni di euro per comunicare al mondo intero, come diceva il sindaco di Abano, ma tutto il Veneto è così come Abano. Io ho degli amici operatori turistici a Venezia, dicono che la sbagliata o inadeguata comunicazione portava qualche turista prima dell'episodio grave del coronavirus, dice ma arriva il turista, un albergo in pieno centro, dice ma possiamo andare in piazza San Marco o è ancora allagata? 15 giorni fa, capite che oggi si vive di comunicazione. Il turismo per il Veneto è il petrolio, Certo. è la risorsa più preziosa, siamo la prima regione, Certo. non c'è competizione per noi, abbiamo le cose più belle dall'arte all'ambiente, le città storiche. Già i nostri Io sono ritmi innamorato del Veneto, difendiamolo dalla cattiva comunicazione. Peraro.